provincia di Trieste, bimbo di 9 anni sgozzato dalla madre a Muggia. Il piccolo viveva con il padre dopo la separazione dei genitori. La donna era seguita dal centro di salute mentale Comunità sotto shock. Dal Bassanese all'Alta Padovana, razzie senza fine e rabbia delle vittime. Il racconto di un residente che ha preso un coltello per inseguire il ladro e metterlo in fuga. Senza tetto di 58 anni trovato senza vita sotto i portici di Piazza De Gasperi a Padova, a fare la scoperta una volontaria di Sant'Egidio che lo aiutava. 13 novembre 2015, esattamente 10 anni fa, la strage al Bataclan di Parigi e la morte di Valeria Solesin. Domani la commemorazione ufficiale sul ponte che a Venezia porta il suo nome. Incredibile sequestro dei carabinieri a Verona. In un container nel piazzale di un'azienda trovato un leone marino sofferente per l'impossibilità di stare in una vasca d'acqua. Non un singolo evento, ma un ciclo che si apre. 61 opere in 8 sale, al via Treviso l'attesa mostra da Picasso a Van Gogh. Il sindaco Conte già al lavoro con Marco Goldin per il futuro. Buonasera, bentrovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali l'orrore che si è compiuto a Muggia. Siamo in provincia di Trieste, quella madre che ha sgozzato il figlioletto di appena 9 anni. La comunità è sotto shock. Si è consumato qui a pieno centro di Muggia, nello stabile alle mie spalle, il civico 3 di piazza Marconi, questo infanticidio. Una donna di 55 anni di origini ucraine ha sgozzato il figlio di 9 anni all'interno dell'appartamento, come detto, in pieno centro di Muggia, in piazza Marconi. Una dinamica che ha mandato in profonda tristezza la cittadina di Muggia, uno scoramento anche da parte del sindaco Paolo Polidori, un'incredulità per un gesto così efferato e così orribile ai danni di un piccolo di 9 anni conosciuto nella comunità muggesana. Il fatto è da ricercare all'interno di una situazione familiare delicata e per certi aspetti complessa. La donna era seguita dalle politiche sociali del comune di Muggia. L'allarme è scattato attorno alle 22 quando il padre, un uomo triestino di 58 anni, non riuscendo a contattare né il figlio Giovanni né la madre Olena Stasiuk, 55enne di origini ucraine, al momento della riconsegna prevista per le 21, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti e del commissariato di Muggia, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e hanno rinvenuto il corpo del bambino che presentava ferite da arma da taglio al collo. La madre era in stato di shock e con tagli alle braccia, è stata soccorsa dai sanitari e portata all'ospedale di Cattinara. Le prime indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica e condotte dalla squadra mobile con il supporto della polizia scientifica, hanno permesso di attribuire le responsabilità del gesto alla donna, che avrebbe tentato anche di togliersi la vita. Il nucleo familiare, come confermato dalla questura, era seguito da anni dai servizi sociali del comune di Muggia. Una storia di quelle che mai si penserebbe che finisse in questo modo. Avevo parlato subito stamattina, abbiamo già avuto una riunione con i servizi sociali e quindi una situazione seguita ma non drammatica, per cui anche loro sono rimasti assolutamente spiazzati da questo dramma. Purtroppo una tragedia che ovviamente toccherà tantissime persone. Adesso ho detto subito, visto che la notizia sta andando avanti a una velocità impressionante, ovviamente di cercare di tamponare con i compagni di classe, con gli insegnanti, con il papà, e quindi cerchiamo di stare vicini il più possibile a chi ha bisogno in questo momento. Il bambino viveva con il padre dopo la separazione dei genitori, ma frequentava regolarmente la madre secondo le disposizioni del tribunale. Oggi la donna si trova nella casa circondariale di Trieste in attesa delle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria. Si indaga su questioni relative all'affidamento del bambino che potrebbero aver innescato il drammatico gesto. Attivato anche un servizio di supporto psicologico per la scuola frequentata dal piccolo, per offrire assistenza ai compagni e agli insegnanti colpiti da una tragedia che ha scosso profondamente l'intera comunità. Dal Bassanese all'Alta Padovana, razzie senza fine, le denunce si moltiplicano.
Ogni giorno è un bollettino di guerra, è un elenco lunghissimo di colpi tentati o andati a segno in tutto il territorio bassanese. Ladri sempre più sfrontati che non si fermano neppure quando vengono scoperti, come è successo in località Battistei, al confine tra Tese sul Brenta e Cittadella. Mio figlio è venuto fuori fumandosi una cicca e così mi dice: papà, c'è qualcuno che sta saltando il cancello qua. Forse un cancello troppo alto da saltare, oppure qualcosa o qualcuno deve averli disturbati tanto da spingerli a cambiare obiettivo. Pochi metri più in là hanno trovato questa scala d'ingresso ad una villetta, movimenti che il signor Antonio ha osservato passo dopo passo. Vengo giù, mi metto qui sull'angolo della casa e vedo questa persona che è messa così sulla finestra. Quando ha visto il ladro? Ho preso una cosa in mano. Ma cosa ha preso? Un coltello. Disgraziato, maledetto, ladro. Come ha fatto a saltare? Sì che qui è basso, ma è saltato sulla strada. Ha fatto il salto e è andato sulla strada. Ma roba da matti. E lei hanno spaccato la finestra, mia cognata hanno spaccato tutto. Non è riuscito a entrare, per fortuna. Lei non ci ha pensato due volte, ha preso il coltello e l'ha rincorso. Cosa dovevo fare? E non è neanche a casa mia, però di mia cognata, lei è vedova, una cosa o l'altra, cos'è? Ora la preoccupazione è palpabile. Si ha paura. Prima non avevo paura perché non era mai successo, ma adesso che è successo ho paura. Ero qua, sopra da me, qua, e vedo che è scappato, è stato un attimo proprio. Ho un po' paura anche a me che sono da sola e d'altra parte cosa dobbiamo fare? Bisogna che mi chiudi dentro e ringraziando il Signore che mi viene dentro. Pochi minuti, il ladro che scappa si allontana rapidamente attraverso i campi nel buio della sera, ma la paura, quella non se ne va così velocemente, rimane, si evita anche di uscire di casa la sera, l'allarme tra i cittadini è crescente. Adesso ho qualche attacco d'ansia, questo sì. Resta, no? La paura? Sì, molta resta paura. Non poca, molta paura. A Padova ora, dove in piazza De Gasperi è stato trovato senza vita un clochard di 58 anni. Fa male, fa molto male, sia perché abbiamo perso un amico, un caro amico della comunità, e sia perché, come dicevi giustamente, è una morte in solitudine, una morte emblematica della cultura dello scarto in cui viviamo. È stata Arianna a trovare il corpo senza vita di David, clochard di 58 anni, originario di Schio, ma che da diverso tempo viveva lungo le strade di Padova. Una morte in solitudine sotto i portici di piazza De Gasperi, avvolto nel suo sacco a pelo. Una scoperta scioccante fatta proprio dalla volontaria di Sant'Egidio, che da tempo seguiva e aiutava il senza tetto. Era una persona che aveva sempre molta voglia di parlare, sia quando venivamo a fare il servizio in strada il martedì, il giovedì e il venerdì sera, sia durante i pranzi o le cene che organizzavamo con alcuni amici che non hanno fissa dimora. Era facile entrare a contatto con Davide, costruire un'amicizia, aveva dei modi magari un po' burberi, però aveva sempre piacere di avere uno scambio, un confronto, di raccontarsi. David sul corpo non presentava segni di violenza, il che farebbe pensare a una morte naturale. È stato uno shock ed è stato anche un caso, perché io passavo di qui per andare al lavoro come ogni mattina e guardando ho visto che lui non si era ancora alzato, che era ancora alle soggiaciglio, che insomma comunque di solito loro lasciano molto presto le loro cose anche per non farsi vedere, non dare nell'occhio. Ho visto che era ancora lì buttato a terra e siccome sapevamo che ultimamente non era stato bene, aveva dei problemi di salute, sono passata a controllare e ho capito purtroppo che era morto e ho allertato i soccorsi. Con l'arrivo del freddo aumentano tristemente anche i casi di morti di chi vive in strada, una cicatrice che si riapre tutti gli anni anche nella città di Padova. Viene chiamata emergenza freddo, ma è una situazione che naturalmente si ripresenta ogni anno e per noi la sfida e anche il motivo per cui facciamo questo servizio è cercare di accompagnare i nostri amici e le nostre amiche di strada attraverso soluzioni alternative che siano durature nel tempo. In questo periodo dell'anno però è assolutamente cruciale ancora di più trovare dei posti in cui chi fa vita di strada possa essere al caldo e possa essere al sicuro, perché ancora di più che durante il resto dell'anno insomma l'inverno uccide e ne abbiamo già avuto la prova a novembre.
Esattamente 10 anni fa, il 13 novembre 2015, la strage del Bataclan. Venezia, e non solo Venezia, non dimentica Valeria Solesin. Se l'inferno ha un suono, è quello del Kalashnikov. Lo dissero, ancora tremando, con negli occhi le immagini dell'incubo, alcuni dei sopravvissuti. La morte in 8 minuti, dalle 21:40 alle 21:48 del 13 novembre 2015. I colpi spezzano le note del gruppo rock Eagles of Death Metal al Bataclan, al culmine degli attacchi simultanei che fanno sprofondare Parigi nell'orrore del terrorismo islamico. Si conteranno in tutto 130 morti e 413 feriti. Lei, Valeria Solesin, non potrà raccontare quella paura. Muore lì, a 28 anni, nel luogo dove la festa diventa strage, in appena 8 minuti, vicino al fidanzato Andrea. Quale dovrebbe essere la nostra risposta al terrorismo? Non dobbiamo cedere alla paura e all'odio. Dobbiamo resistere e difendere con ancora maggior forza i nostri principi e i nostri ideali. Nel corso del tempo le parole di mamma Luciana, del papà Alberto, del fratello Dario hanno scandito 10 anni di dolore, 10 anni di memoria, 10 anni di omaggi per la ricercatrice universitaria alla quale sono stati intitolati premi, riconoscimenti e il ponte che a Venezia porta il suo nome. Era riuscita a conquistarsi una vita molto normale, molto felice, pur portando avanti un impegno di lavoro e di ricerca molto importante. Il lavoro, lo studio, l'amore, il volontariato, il sociale. Valeria era tutto questo, uno sguardo verso l'armonia e la pace tra i popoli, che a tutti sembrò concreta in piazza San Marco nel giorno dei funerali. Cristianesimo, Islam, ebraismo, 3 religioni unite in una cerimonia da brividi. I tuoi assassini criminali, anti-Islam, anti-ogni religione, anti-umanità, hanno fallito. Il terrorismo fatto nel nome dell'Islam è un crimine contro la Umma dell'Islam e contro l'umanità intera e va sconfitto, e gli stessi musulmani lo devono fare in quanto sono per prima a subire la sua devastazione. Questi terroristi si adoperano per eliminare le persone diverse da loro, ma non prevarranno se troveranno a contrastarli persone come te che non si lasceranno intimorire. Consentitemi una parola doverosa agli uomini e alle donne del terrore. Perché, come avete potuto, la vostra cultura ci fa inorridire, ma non ci intimidisce. Mai e poi mai divideremo con voi ciò che tragicamente vi appartiene, l'odio. Un odio che resta, 10 anni dopo, nel mondo ancora in fiamme. Una lezione che non è stata ancora imparata. La lezione di Valeria. Un pensiero per lei, per Valeria. È dedicato a tutte le Valerie e Andrea che lavorano, studiano, soffrono e non si arrendono. Clamorosa operazione di sequestro, quella portata avanti nella Veronese dai carabinieri del CITES, la divisione dell'Arma che si occupa di tutelare il benessere degli animali e delle specie protette. Grazie a una segnalazione della LAV, i militari insieme al nucleo forestali hanno scoperto negli spazi esterni di un'azienda privata all'interno di una sorta di container un esemplare maschio di leone marino rinvenuto all'interno del mezzo parcheggiato in un piazzale. Si tratta di un animale di notevoli dimensioni, ma soprattutto bisognoso di ampi spazi vitali e di un'apposita area esterna dove immergersi in acqua, e che invece era costretto a vivere in un container immerso in pochi centimetri d'acqua, sporca tra l'altro all'interno di una vasca di dimensioni del tutto inadeguate. Lo vedete. I carabinieri hanno denunciato il proprietario e altre 2 persone per maltrattamento di animali, mentre il mammifero è stato affidato allo zoo di Napoli, dove ora può finalmente godere di adeguati standard di benessere e di vita.
Non un singolo evento, ma un ciclo che si apre inaugurando per la stampa la mostra di Marco Goldin al Museo di Santa Caterina. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha fatto sapere di stare già lavorando insieme allo stesso Goldin per dare continuità a iniziative culturali di questo calibro in città. Lina Paronetto. Oggi mettiamo in moto un volano, quello delle grandi mostre che mi auspico non si fermi più, tant'è che stiamo già lavorando anche per progetti futuri. Non un evento unico e irripetibile, ma l'avvio di un nuovo corso per la cultura trevigiana. Nei minuti in cui la mostra da Picasso a Van Gogh apre le sue porte per l'inaugurazione dedicata alla stampa, il sindaco Mario Conte ammette che con Marco Goldin, ideatore e curatore dell'esposizione di Santa Caterina, è stato intrapreso un dialogo per un progetto di lungo periodo che potrebbe portare a Treviso nuovi straordinari eventi. Io spero di sì, insomma io non avevo mai chiuso le porte e così come non ho intenzione di chiuderle, cioè le cose belle devono andare avanti, ovviamente devono sempre incrociarsi le esigenze alle possibilità, però l'auspicio è quello che possiamo continuare a lavorare insieme, anche perché sono convinto che porterà a un risultato straordinario. Si percepisce, no, il desiderio di mostra, il desiderio anche di vedere tanti turisti nella nostra città, e l'obiettivo è quello di dare continuità. Preferisco questa cosa non dirla, dobbiamo ancora iniziare a fare questa mostra e quindi è stato un lavoro lungo, 1 anno e mezzo, ci vuole tempo, quindi bisogna avere delle occasioni ottime. Questo sarà un riferimento importante anche per quello che si farà dopo, perché la qualità è molto alta veramente e non è facile naturalmente restare sempre a questo livello di qualità, per cui ci si prova, ma bisogna, ripeto, trovare le occasioni giuste. Goldin è per ora concentrato sull'apertura al pubblico di una delle mostre che più rappresenta i suoi studi, il suo lavoro e la sua storia. Un percorso a ritroso da Picasso a Van Gogh, attraverso capolavori realizzati alle 2 sponde dell'Atlantico, a cavallo di 2 secoli, mettendosi nei panni degli artisti stessi. Per essere orientati verso il loro futuro, il futuro della pittura, si guardavano indietro chiaramente ai maestri che li avevano preceduti. Ecco, quindi io voglio far rifare ai visitatori esattamente quello che hanno fatto i pittori nei loro tempi. Treviso, che con questa mostra, aperta fino al 10 maggio, si propone come modello e piattaforma dell'offerta culturale in concomitanza con l'appuntamento olimpico, ha detto il sindaco. Chiaro che avere una mostra di questo genere con una qualità così alta di opere a 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza, quello che è da Cortina, è sicuramente una bellissima occasione, però è evidente che questo è un ulteriore fiore all'occhiello, ma noi speriamo di far bene fin dalle prime settimane della mostra, anche senza le Olimpiadi. Le visite guidate, l'audioguida, i testi che raccontano le sale e accompagnano le opere, unitamente al film sugli ultimi giorni di Van Gogh, visibile nella sala cinema appositamente allestita. Anche per il Museo di Santa Caterina si apre un nuovo corso. Ci siamo presi l'onere di costruire nuovi spazi, nuove pareti, perfino una sala cinema, una sala lettura. Quindi è diventato, vorrei dire, un museo veramente di natura internazionale. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.